Cavalier Musiu, ma quali emozioni si provano nel poter visitare nel giorno di Monumenti Aperti quella che è stata a lungo la sua casa, Sadome Varra? Sadome Varra vuol dire farina, abbondanza e ricchezza, e cioè Sadome Sumeri. Ora io 63 anni fa avevo tutti gli oggetti già raccolti, ho 84 anni e non me li sento. E qui dentro io c'ho, ecco Chiaretta, un'altra Chiara. Ciao! Cioè, non... più o meno sta con le mie zie. Diciamo che questa non si chiamerà più Sadome Varra, non c'è niente, manco. L'ha battezzata lei con questo nome, Sì, l'ho no? battezzata io, perché io ho ricostruito, ho realizzato un sogno dove si è avverato, dove ci sono una ricerca dell'archivio dello Stato, e risulta tutto quello che io sto dicendo. Senta, ma quanti reperti ha custodito lei all'interno di questa casa e quanti ne ha conservati? Allora, 13.444 cimeli più 100 cimeli alla vendita alla regione regalati da me. E che fine hanno fatto tutti questi oggetti? È questo che la gente, il popolo vuole sapere dove sono, perché tutta la gente che stanno venendo, una buona parte, l'ha vissuta. Per esempio l'insegnante è venuta con le scuole, questa signora, Tanti anni fa, ma non c'è più nulla. e sapeva cosa, ha visto tutto. Diciamo che 20 anni fa questa io l'ho venduta alla regione, la regione per €1 l'ha data al comune, e il comune non ha accettato questa. Adesso invece ha aperto per vedere il falso che hanno fatto. Questo oggi per Monumenti Aperti. Basta dire Monumenti che dove era il caseificio ci ha fatto l'ascensore. Ma lei si immagini a che cosa? Non è possibile. Come lo vede lei da ex abitante di questa casa e curatore del museo con l'ascensore? No, io la vedo brutta, perché io mi sono offerto che gli farò vedere i documenti per iscritto, protocollato, perché le chiacchiere volano, ma i fatti ci sono. E allora diciamo che io voglio fare un regalo, portando tutto il ciclo della vita qui, recuperando, me le restauro io con le mie mani, recuperando quello che si è salvato, e Sadome Varra ritornerà a aprire con 45 ambienti, con tutti i reperti, insomma, con tutti i che erano reperti custoditi. che sì. Grazie per questa sua testimonianza. Ti aspetto, tanto.